presidente Giancarlo Galan ha firmato assieme al presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, un patto di collaborazione per l'Expo 2015 che si terrà a Milano. I due presidenti hanno anche rilanciato l'azione comune per la piena attuazione del federalismo. Galan e Formigoni hanno siglato la dichiarazione per l'avvio della collaborazione istituzionale e il protocollo di collaborazione per il governo del sistema delle eccellenze regionali e la definizione di attività condivise a supporto dell'Expo 2015. Il Veneto, ha detto Galan, vuole collaborare all'Expo perché ne potrà ricavare grandi vantaggi, considerato che si prevede un afflusso di 30 milioni di visitatori. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni è ospite del presidente Galan e della giunta regionale a Palazzo Balbi per rinsaldare il patto Stato-Regione sulla sicurezza. All'attenzione del ministro e del presidente il protocollo sicurezza scaduto nel 2005 perché non rinnovato dal governo Prodi. E il governo che c'era allora non ha ritenuto di rinnovarlo. Io invece sono convinto, e anche il ministro Maroni, che vada rinnovato, che vada aggiornato, che vada accresciuto di contenuti. Nel protocollo con la Regione Veneto io intendo, ne abbiamo parlato col Presidente e anche dietro sua sollecitazione, inserire alcune novità, in particolare lavorare molto sul sistema informativo e sullo scambio di informazioni. Io intendo fare una sperimentazione proprio su questo terreno dello scambio di informazioni con la Regione Veneto in questo nuovo accordo che non è semplicemente la replica di quello scaduto nel 2005, ma deve essere aggiornato. Doing Business 2009, indagine promossa dalla Banca Mondiale e Regione del Veneto che rileva il clima imprenditoriale mondiale, è stata presentata nella sede di Union Camere a Marghera. Secondo 10 indicatori specifici, il Veneto, sulle proiezioni della città campione Padova, si piazza al 67° posto tra le 181 economie del mondo. A penalizzare la nostra regione però sono soprattutto le carenze della burocrazia e della giustizia. Deve essere vista non come una rivendicazione di egoismo, ma come una necessità, quella di migliorare il sistema paese nel suo complesso, perché è chiaro che tre regioni in una competizione sempre più forte non possono essere più lasciate sole a competere col mondo. Questo è un po' il tema, quindi non ci vergogniamo del fatto che ci sono delle carenze, le conoscevamo, adesso sono state formalizzate, lavoriamo tutti perché queste carenze vengano rimosse. L'assessore alla cooperazione e allo sviluppo Isi Coppola ha incontrato il ministro della salute dell'Eritrea Saleh Mekki e ha confermato l'impegno della regione del Veneto per il progetto per la prevenzione e cura delle cardiopatie nell'infanzia avviato in collaborazione con l'ospedale Orotta di Asmara. Partners sono anche l'azienda ospedaliera, università e associazione Onlus Un Cuore Un Mondo di Padova.